Possiamo dire che abbiamo la matematica certezza di giocare questi playoff. Era uno degli obiettivi che ci eravamo andati con l'inizio dell'anno. Varie vicissitudini, insomma, avevano alimentato forse qualche dubbio. Vuoi la rivoluzione che c'è stata a livello di giocatori all'inizio stagione, vuoi i problemi finanziari che ci hanno colpito, insomma, più o meno a metà anno, ma abbiamo dimostrato, secondo me, prima di tutto che siamo uomini. Siamo uomini con valori in cui crediamo e che abbiamo deciso di portare avanti fino alla fine, per cui questa è, al di là di tutte le cose, è la cosa per cui sono più contento. Poi ovviamente sono usciti i giocatori, è uscito il risultato sportivo, ma che è stata una diretta conseguenza di questo. Mi piace sempre dire che meglio sei come uomo e meglio sei come giocatore di rugby. Lo abbiamo dimostrato, direi, durante questa stagione e non è finita qua, perché adesso veniamo a parlare del rugby. Già a Viadana avevamo lasciato il campo con un rimpianto enorme, perché la partita l'abbiamo giocata noi, meritavamo decisamente di vincerla, ma purtroppo il tabellone ha detto il contrario. Oggi abbiamo continuato a portare avanti questo tipo di gioco e il risultato è stato che abbiamo fatto 5 punti con una diretta contendente ai playoff, per cui adesso non ce li ponevamo prima limiti, quindi andiamo avanti per questa strada, perché tutto veramente può succedere.